Salute! Vi propongo di scoprire monumenti particolari in Madrali. Per via di montagne, dove lo piove assai, a Corsica ha risorse idrauliche all'ingrosso. Se risorse sono sfruttate con matrali che ritengono l'acqua. Sì, matrali sono muraglioni che saranno un fiume da contiene una riserva d'acqua per poter produrre l'elettricità. Sul modo di energia si chiama idroelettricità. Tocca a EDF a gestisce queste infrastrutture. L'elettricità è prodotta da una meccanica, i cosiddetti alternatori, che mutano la forza dell'acqua in energia elettrica. Da capisce in un acconciamento idroelettrico c'è 3 siti differenti: e gallerie per buttare l'acqua, i matrali che ritengono l'acqua e le centrali che trasformano con l'alternatore l'acqua in elettricità. Ciò la sapecchi, l'idroelettricità produce il 30% dell'energia elettrica in Corsica. Le centrali idrauliche vengono anzitutto in complemento per i giorni o le stagioni dove si frazza o più elettricità. Infrastrutture idrauliche in Corsica ce ne 4, in Caraguccia, San Polo, Santa Lucia di Dalà e Tola. Questi madrali facciano parte di un patrimonio industriale contemporaneo di Corsica. I più anziani sono quelli di Tola, Nanta Brunelli, e di Caraguccia, Nanta Golu. 6 divisi sono stati costruiti negli anni 60. Quello di San Polo data di 1987 e quello di Urizzanese sarà in servizio nel 2013. Ma per buttare un madrale di Tola è interessante di studiare un po' questa costruzione. Alto 87 metri, vale di come un casone di 30 piani, un madrale di Tola ne face stravere. In una centrale idraulica la produzione dipende dalla quantità dell'acqua ritenuta in un lago artificiale. In caso che lo piova assai, i muri maggiori di cemento sono qui per parare l'acqua. Guardate i ritratti della costruzione di un madrale in 1959. Un'originalità di un lavoro è questa struttura doppia, vale a dire che hanno costruito un madrale e poi un altro appiccicato al primo. Questa struttura può mantenere 32 milioni di metri cubi d'acqua. Figuratevi quanti anni di lavoro per edificare un bastimento così. Siate attenti, in lisidi due regisi i madrali, un pericolo e maiò. E a mattina per sottore e a sera per sul settore che lo si frasa o più elettricità. Quando EDF decide di far viaggiare le centrali idrauliche, cappiano l'acqua per fare l'elettricità, gettando quando le cappiata l'acqua che un pericolo è maiò. Un livello dell'acqua cola in furia alle volte può toccare i 2 metri. Quando voi vi trovate per questi fiumi accanto a una centrale o un madrale, c'è veramente a far caso a suo risico. Guardate qui un esempio di un pericolo che non ci può essere. In un minuto l'acqua può colare di 42 cm. In 2 minuti 64 cm. In 5 minuti 75 cm, a maggiorezza non si luce. Allora siate pure attenti. Da far crescere la produzione elettrica, EDF ha costruito un madrale nuovo. Dopo un contrasto maggiore a punto di sua costruzione, un madrale di Urizzanese l'hanno principiato nel 2008. Quando lo userà in servizio su madrale sarà il più importante di Corsica. Sarà in opera nel 2013. Si vedono qui i travaglioni che l'hanno fatto per trappanare un tunnello dove ci saranno le gallerie per buttare l'acqua da un madrale alla centrale.
Anche alle volte hanno modificato l'ambiente naturale, i materiali sono monumenti particolari che fanno parte anche di un patrimonio industriale e architetturale nostrale. Ramentiamoci, a Corsica ha risorse idrauliche importanti. Infrastrutture così ce ne pareti. 6 siti sono gestiti da EDF. A presto.